Il rischio attuale è quello di una lenta agonia e di un'asfissia. Noi vogliamo passare al completamento della legge 62, quella sulla parità, dove se è vero che noi svolgiamo un servizio pubblico, vogliamo le risorse per consentire di fare un servizio pubblico di qualità. Si era paventata la consegna delle chiavi delle scuole materne, in realtà questo è un po' rientrato anche visto il reintegro che c'è stato dei fondi qualche giorno fa. No, allora l'idea della consegna delle chiavi come gesto simbolico perché le pubbliche istituzioni siano attente alle nostre scuole, noi l'abbiamo ancora nella nostra agenda, come abbiamo in agenda anche la sospensione delle iscrizioni. Vedremo come andrà la discussione della legge finanziaria regionale, perché con il taglio di 13 milioni, con 3 rinnovi contrattuali, noi ci troviamo in una situazione più pesante di 10 anni fa. Questo ovviamente per le scuole materne perché sono il 90% della realtà locale sono appunto paritarie, ma se effettivamente questi fondi non dovessero arrivare, concretamente i bambini non andranno più all'asilo? No, allora qui abbiamo un patto sociale con un territorio che ha scelto nel corso degli ultimi decenni, diremo anche nel corso dell'ultimo secolo, di privilegiare queste scuole del territorio. Il territorio ha scelto di portare i propri figli nelle nostre scuole, quindi il merito va a un amore nei confronti di un servizio che noi riteniamo di qualità e che vogliamo sia mantenuto di qualità. Per questo alziamo la voce perché i diritti dei più deboli, dei bambini, delle nuove famiglie sia garantito e non ci ritroviamo invece a dover far scaricare su di loro, cioè sul soggetto più debole, quello che non ci viene dallo Stato, dalla Regione, dai comuni per un servizio pubblico.